Quest'oggi, per l'ennesima volta, il sottopassaggio per accedere al parco commerciale da Brondolo era impraticabile. L'acqua lo aveva invaso per almeno un 25-30 centimetri. Probabilmente le piogge di questi ultimi giorni hanno danneggiato il sistema del pompaggio, quindi il passaggio dei tecnici già avvertiti dovrebbe risolvere il problema. Sul posto, sull'area verde, si è invece andato a creare un acquitrino che ora sta drenando e forse contribuisce ad alimentare la perdita. In questo acquitrino sono immerse le basi di due lampioni e non è molto rassicurante. Non è la prima volta che sottopasso in queste condizioni e chi lo percorre per andare al parco commerciale o cambia destinazione per la sua spesa o cambia strada, venendosi a trovare dal percorrere una strada in sicurezza a transitare sulla poco sicura strada statale 309 Romea. Chi può percorrere il sottopasso sono le biciclette e proprio per evitare ai ciclisti la famigerata Romea è stato realizzato tra molte difficoltà e ritardi il sottopasso. Le bici si trovano costrette o ad attraversare le acque o a immettersi in questa strada percorsa in buona parte da mezzi pesanti che non vanno certo piano. Sarebbe da risolvere il problema in via definitiva, anche se l'imprevisto una tantum può accadere, ma sarebbe anche da cercare di risolvere la formazione dell'acquitrino in modo che almeno i lampioni stiano all'asciutto. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il Gran Gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Il comune di Chioggia si prepara ad installare la propria stazione RAN, rete accelerometrica nazionale, un dispositivo di dimensioni ridotte progettato per rilevare le accelerazioni del suolo in seguito a eventi sismici. Due potenziali siti sono stati identificati e messi a disposizione gratuitamente dal comune, Palazzo Ravagnà e l'edificio precedentemente occupato dalla scuola Principe Amedeo. L'iniziativa fa parte del progetto promosso dal Dipartimento della Protezione Civile, che ha sollecitato l'autorizzazione da parte di circa 200 comuni per la realizzazione di stazioni RAN nell'ambito dell'investimento PNRR Mantova 2 Como 4 1.1. Attualmente la rete accelerometrica nazionale conta 756 stazioni e fornisce sulle accelerazioni del suolo causate dai terremoti, consentendo una migliore comprensione della loro intensità e diffusione. In caso di evento sismico, le stazioni trasmetteranno automaticamente al Dipartimento tramite ADSL o rete 4 o 5G i dati necessari per una localizzazione preliminare e le accelerazioni rilevate entro 2 minuti. Entro 20 minuti dalla scossa, i dati consolidati ufficiali saranno resi disponibili alla comunità scientifica e al pubblico su apposite piattaforme di condivisione in open data. Considerando la necessità di ampliare la copertura territoriale, il Dipartimento della Protezione Civile ha selezionato 165 comuni, tra cui Chioggia, per l'installazione di nuove stazioni RAM. La decisione sulla sede più idonea per ospitare la stazione sarà presa dal Dipartimento della Protezione Civile, che effettuerà un sopralluogo nei 2 siti individuati dal comune. Le 1001 notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutto. Tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio, li trovi a prezzi da favola. Le 1001 notte di Elisa, riposi bene e risparmi. Viale Mediterraneo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Soddisfatta l'onorevole eurodeputata Rosanna Conte per il ricorso presentato dal governo italiano alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro le telecamere a bordo, che sarebbero state previste dal regolamento controlli nel settore della pesca. Una battaglia che l'onorevole Conte all'interno della Lega sta portando avanti da anni. Il regolamento prevede che gli Stati membri possano sorvegliare i pescatori come se fossero dei delinquenti, aumentando i controlli e penalizzando così la categoria fondamentale per l'economia dello Stato italiano.
Un testo, afferma l'onorevole, pieno di problemi, che con il gruppo ID in qualità di relatrice ombra e con tutta la Lega ha cercato di migliorare durante tutta la legislatura. Ci si augura che sulle telecamere ci sia un cambio di passo, afferma, e conclude l'onorevole Conte: i pescatori chiedono di lavorare senza assurde limitazioni, non sono criminali. Carne al fuoco, specialità carne, sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. Tornato da Bruxelles, dove ha potuto con gli altri intervenuti parlare del flagello granchio blu durante l'incontro organizzato dalle parlamentari Conte e Ghidoni, il presidente del Consorzio Pescatori del Polesine, Luigino Marchesin, fa il punto sulla situazione. Dall'Europa non sembrano esserci ostacoli, ma serve che il governo firmi il decreto per dichiarare lo stato di calamità, afferma. È in gioco il futuro di 1500 famiglie, ma anche la biodiversità di un intero territorio, un intero ecosistema, ha affermato Marchesini, ricordando che saranno importanti sia il piano di cattura che si deciderà di mettere in pratica che l'intervento per la vivificazione delle lagune per favorire il ricircolo d'acqua. Il presidente del consorzio, sotto il quale si riuniscono tutte le cooperative, ha voluto precisare che il Consorzio si impegna ad adottare criteri operativi interni tale da attribuire la necessaria autonomia in capo alle singole cooperative, fermo restando l'obbligo di conferimento del prodotto e della commercializzazione. Il Consorzio, il cui piano di gestione coinvolge tutte le cooperative e quindi tutti i soci, ha anche già realizzato in Sacca Scardovari e in Barbamarco dei recinti dove seminare il novellame in modo che resti protetto dal granchio blu, il quale dovrà continuare ad essere catturato. A dire di Marchesini, molte cooperative non mandano i pescatori a lavorare, lavoro che consiste anche nel mantenere pulite le aree di pesca. Il consorzio non potrà garantire la semina in tutte le lagune, ma le cooperative vanno responsabilizzate, afferma il presidente. E continua: con l'affidamento di porzioni di lagune alle Coop si dà la possibilità al comparto di poter aumentare la produttività e quindi la redditività dei pescatori. Il Consorzio in questo momento è in contatto con la Regione per lo studio del piano di contenimento e con la Provincia per salvaguardare i permessi di pesca. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia.